Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti, raccomando Veneziano. Ragazzi, purtroppo weekend difficilissimo a Silverstone sotto la pioggia. Ho fatto una qualificazione disastrosa, addirittura all'ultimo posto. Non sono riuscito a trovare un assetto giusto. Proprio Silverstone quest'oggi è stato per me veramente un calvario. Speriamo in un recupero in gara, però penso che la sesta vittoria consecutiva questa volta sia veramente impossibile. Andiamo. Vai ragazzi, Gran Premio di Silverstone. Sarà dura, insomma, la sesta vittoria è praticamente impossibile, però cerchiamo di fare meno punti per avere ancora una minima chance di mondiale, anche se è davvero durissima. E purtroppo i miei avversari non sbagliano mai, comunque poco. Occhio, mamma, qua ho rischiato un po' troppo. Qua il cume ammazza qualcuno qua. Va bene. Siamo già 11esimi, però ammazzando qualcuno siamo 11esimi. Siamo già 11esimi, ma qua purtroppo il rischio di sbagliare è altissimo. In qualifica sarò caduto 2700 volte. Quindi sarà dura per 3 giri in gara tenere. La sesta vittoria consecutiva sarà veramente utopia pura. Utopia pura. Sarà dura ripetersi, sarà molto dura ripetersi. Il prossimo anno 5 gare consecutive e 5 vittorie. Se non buttavo via gare all'inizio poteva essere veramente in stralotta mondiale, se non prima in classifica. Ma ormai è così. Ci concentriamoci, siamo già nonni, porca puttana. Deve fare la rimonta a Silverstone, vorrebbe dire ciao proprio, da ultimi a primi sarebbe il sogno della vita. Ho frenato un po' troppo forse. L'importante è fare i punti qua, perché so che è una gara sfavorevole. In pieno, questa non così, però qua rischio, lo so. Eccola là. Perché fa sto errore non lo so. Perché buttare via una gara così? Lo sapevo, ho fatto anche il giro record, incredibile. L'inesperienza come indiana. Buttata via una gara che poteva ancora lottare per il podio. Vai. Una sfortunata anche bene, non ho distrutto la moto, sono ancora abbastanza vicino, però una beffa atroce. Ah, che caduta che ho fatto, porca troia. Adesso di cattiveria ragazzi, di cattiveria dobbiamo recuperare. Fioi dai. No, ma non puoi cadermi così, vabbè. Va bene, sta gara è così, punto. Seconda caduta dopo non l'ho capita. Basta, si è finita. Purtroppo gara finita per Veneziano. Ho usato troppo, forse non lo so, ma non pensavo di cadere sinceramente in quella curva così. Invece sono caduto. E questi sono i risultati. 2 cadute, fuori da tutto. Qualche punticino lo devo prendere, però porca trota. Altro errore, basta, il cume stacca la spina. Il cume ha staccato la spina, dopo le 5 vittorie arriva la beffa atroce di Silverstone, maledetti inglesi. Vai. Che brutto. Final lap come indiano. Molta tristezza, finisce così il filotto.
qua ho fatto veramente una curva indescrivibile. Ho recuperato tantissime posizioni. Bravo, questa curva mi è piaciuta tanto, però chiaramente non basta per niente. La beffa è sempre più atroce. Tutto contro Veneziano purtroppo oggi. Dai, almeno cerchiamo di portare a casa questo nono posto che comunque fa morale. È vero che per la lotta mondiale adesso è tutto straduro, però non era sicuramente pensabile essere comunque terzi in classifica dopo il terzo anno in MotoGP, il terzo anno e il primo in MotoGP. Ho bisogno di una moto più veloce, chiaramente. Queste 5 vittorie rimarranno nella storia di questo team e nella storia della MotoGP. Se non cadevo potevo lottare con i primi comunque anche a Silverstone, quindi questo fa tanto morale per la prossima stagione, che veramente potrebbe essere la mia stagione. Beh, nonostante tutto, nono posto con il 24esimo posto in griglia, 2 cadute clamorose, una devastante e tutto, ho fatto veramente il massimo. Se non cadevo potevo vincerla, ma questa purtroppo è un'altra storia. Chiudiamo al nono posto, va bene così, va bene così, va bene così. Nono posto come andiamo. Adesso andiamo a vedere un attimo la classifica. Vince Lorenzo purtroppo. Siamo terzi a C-53, la vedo un po'. Lorenzo veramente va a vincere il mondiale. Siamo vicinissimi a Marquez, ma molto indietro da Lorenzo. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.